quanto sono importanti le predisposizioni per la realizzazione di un buon sistema di allarme intrusione. Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di allarme. Nel video di oggi vorrei parlare di predisposizioni, quanto sono importanti e come fare per farle nel modo corretto. Perché voglio parlare di predisposizioni? Fondamentalmente perché quando si trova un impianto predisposto, e predisposto lo metto ahimè tra virgolette, nella stragrande maggioranza dei casi non è predisposto nel modo corretto, ovvero chi l'ha predisposto si è dimenticato perché non lo sa, perché non ha le competenze o perché ritiene che non siano importanti delle cose invece fondamentali, ad esempio la protezione del portoncino blindato o banalmente il tubo della sirena, il tubo della tastiera. E allora che cosa fare se chi ti fa la predisposizione non ha queste basi? Ecco, ho realizzato una guida che io ho chiamato dispensa che ti aiuta a realizzare le predisposizioni senza incappare in questi errori. Ovviamente la dispensa non contiene solo i consigli sulle predisposizioni, ma anche riferimenti normativi e alcuni trucchi del mestiere. In basso sulla descrizione trovi il link per poter acquistare la mia dispensa sulle predisposizioni per farle nel modo corretto. La dispensa, come dicevo, contiene tutti i suggerimenti utili per realizzare una predisposizione ad hoc. Facciamo un esempio. Prendiamo la dispensa e vediamo che cosa è necessario prevedere, ma banalmente anche alcune fotografie che ti fanno vedere in cantiere come vanno predisposte le tubazioni e le cassette. Ovviamente contiene anche degli errori che si possono evitare e che invece vengono talvolta commessi in cantiere. Ecco, questa è la mia dispensa, trovi il link per poterla acquistare. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!